Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. È stata accolta la richiesta di risarcimento nei confronti di Bruno Contrada, l'ex agente segreto e funzionario di polizia, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, poi assolto dalle accuse. Il legale di Contrada, Stefano Giordano, ha annunciato che la prima sezione della Corte di Appello di Palermo ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata dal suo cliente, dopo che la decisione precedentemente presa dalla seconda sezione era stata ribaltata e annullata con rinvio della Corte di Cassazione. Tuttavia l'indennizzo assegnato è stato limitato a 285.000 euro, nonostante la difesa chiedesse 3 milioni. In occasione dell'inaugurazione del nuovo ufficio territoriale di Palermo, il 27° in Italia e il primo nella regione, Cassa Depositi e Prestiti ha fatto il punto su alcune delle iniziative realizzate negli ultimi anni a favore delle imprese e degli enti pubblici siciliani. In particolare sono stati destinati circa 4 miliardi di euro a circa 11.000 imprese e 240 enti pubblici della Sicilia, di cui 128 milioni per infrastrutture di rilevanza strategica nel triennio 2020-2022. È stata anche effettuata una rinegoziazione dei mutui per oltre 560 milioni in favore di enti locali e sono state svolte le attività di consulenze sui fondi del PNRR per progetti dedicati alla città e alla regione. La Regione siciliana e il Comune di Palermo hanno proposto di accogliere l'autorità europea per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, che sta per essere istituita. La sede proposta è Castello Utveggio. Il governatore dell'isola, Renato Schifani, e il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, hanno presentato la proposta al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha già risposto tramite il sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano. Nella nota il governo ha chiesto ulteriori informazioni specifiche per poter valutare la candidatura di Palermo insieme ad altre città italiane come Roma, Torino e Venezia. Un uomo già noto alle autorità è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Milazzo in esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. L'uomo è stato ritenuto responsabile di omicidio stradale aggravato dallo stato di ebbrezza alcolica e dalla fuga. L'incidente in questione è avvenuto il 9 febbraio scorso a Giammoro, nel Messinese, sulla strada statale 113 e ha visto perdere la vita una donna di 57 anni. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 20. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevali di Acireale, la festa più bella di Sicilia.